Se ti stai girando e rigirando nel letto, non riesci a dormire, quindi soffri di insonnia, non sai più cosa fare. In questo video voglio spiegarti come puoi, con un semplice esercizio, un semplice tapping che ti mostrerò e lo faremo assieme, puoi ritornare ad addormentarti molto più velocemente. Se sei nel mio canale, sei nuovo, sei nuova, io sono Alessio Veneziano, sono il fondatore di Veneziano Therapy, che è un portale che ti guida alla risoluzione dei dolori persistenti o dell'ansia o dell'insonnia in questo momento attraverso un approccio cognitivo e psicologico, basato sulla nuova neuroscienza del dolore, così che puoi ritornare alle attività quotidiane senza limitazioni. Inoltre, se sei nuovo al tapping, assicurati di fare clic sul link che si chiama Introduzione al tapping proprio qui sotto, dopo aver guardato questo video, per scoprire tutto su questa incredibile tecnica, perché è così efficace. Ma per adesso segui semplicemente il tapping che faccio, e quindi le mie istruzioni che ti dico tra un attimo. E giusto per informarti, prima di iniziare vorrei dirti che si tratta di una tecnica testata scientificamente e che è provata per a calmare il tuo corpo e la tua mente, che è proprio quello che hai bisogno in questo momento. Quindi iniziamo sentendo ciò che stai provando in questo momento, quindi se ti senti frustrato perché non riesci a dormire, piuttosto che, magari la tua mente va di corsa, o magari sei stressato per qualcosa che sta accadendo nella tua vita, o sei ansioso per qualcosa che accadrà o devi affrontare nella tua vita nei prossimi giorni. Oppure cosa stai provando? Prenditi un attimo un momento per capire cosa stai provando. Se è frustrazione, se è ansia o se è un mix. Nota anche come il tuo respiro sta funzionando in questo momento. È un respiro profondo che arriva dalla pancia, oppure è un respiro superficiale e veloce, quindi più ansioso. Ora valuta l'intensità dell'emozione che in questo momento senti. Se senti frustrazione, valuta questa frustrazione o questo stress o quest'ansia. Quindi da una scala da 0 a 10 dai un voto, dove 0 è niente e 10 è il massimo. Prendi questo numero, ricordatelo, scrivitelo da qualche parte perché lo confronteremo dopo questo tapping, okay? Faremo il tapping insieme, guideremo insieme. È un processo che ti lascerà veramente, a uno stato di calma, e lo farai semplicemente ridicendo quello che dico e facendo il tapping dove, lo vedi in questo video, o comunque puoi farlo anche ad occhi chiusi, semplicemente ascoltando quello che ti dico. Quindi ripeti dopo di me a tua mente o a voce alta, mentre che fai il tapping sulla mano, okay? Anche se sono così frustrato perché non riesco a dormire, riconosco e accetto ciò che sto provando. Anche se proprio non riesco a dormire, scelgo di fermarmi e respirare in questo momento. E ancora una volta, sempre sul lato della mano. Anche se proprio non riesco a dormire, scelgo di prendermi una pausa e respirare in questo momento. Ora passeremo al punto del sopracciglio, quindi sopra l'occhio. Facciamo del tapping proprio qua e ripeti: "Questo è così frustrante". Passa al lato dell'occhio. "Voglio solo poter dormire adesso". Sotto l'occhio. "Sono stanco di dormire così male". Sotto il naso. "Sembra che non riesca a spegnere il mio cervello". Mento. "Riconosco tutto lo stress e l'ansia nel mio corpo in questo momento". Sotto l'ascella. E tutto questo sovraccarico, tutto quello che sta succedendo nella mia vita. Testa. Il mio cervello sta cercando di risolvere troppi problemi e il mio corpo non si sente sicuro di rilassarsi e lasciarsi andare.
Adesso faremo un altro giro, sempre partendo dalla sopracciglia. È tempo di prepararsi a dormire, lato dell'occhio. Voglio far sapere al mio corpo e al mio cervello che sono al sicuro, sotto l'occhio. Non posso risolvere tutti i miei problemi questa notte. Naso. Quindi scelgo di fermarmi e respirare in questo momento. Mento. Posso risolvere queste sfide, questi problemi domani. Clavicola. Ma per ora scelgo di concentrarmi sul respirare solo un po' più profondamente. Ascella. Tutto andrà bene. Testa. Sono sicuro per rilassarmi adesso, anche con tutte quelle cose che stanno succedendo nella mia vita adesso. Posso lasciare il mio corpo rilassarsi profondamente. Occhio, sopracciglio. Scelgo di fare un respiro più profondo in questo momento, lato dell'occhio. Posso lasciare andare questa tensione nel mio corpo adesso, sotto l'occhio, permettendo alle mie spalle e alle braccia di rilassarsi in questo momento. Naso, permettendo a qualsiasi tensione nel mio collo di lasciarsi andare. Bocca, mento, permettendo alle mie gambe e ai miei piedi di rilassarsi con ogni respiro che prendo. Clavicola. Grazie corpo per tutto quello che fai sotto l'ascella. Rilasciare e rilassarsi con ogni respiro in questo momento è quello che sta succedendo adesso. In cima alla testa. Tutto va bene, tutto va bene. Adesso fai un respiro profondo dal naso e rilasciamolo andare dalla bocca. Adesso puoi mettere una mano sul tuo petto, sulla parte del cuore e sentire come il tuo cuore sta battendo. Prendi coscienza di come stai respirando in questo momento e sappi che non importa cosa sta succedendo nella tua vita, in questo momento tu sei okay, sei al sicuro. Volevo dirti che per te è sicuro rilassarsi e lasciarti andare in questo momento, nonostante le sfide che stai affrontando questa notte. Ti ricordo che il nostro cervello è proprio cablato per proteggerci e per mantenerci in vita, quindi se sei stressato o ansioso o sopraffatto da vari problemi che stanno accadendo nella tua vita, l'amigdala, che è un una piccolina ghiandola del tuo cervello, viene attivata e questa attivazione non fa sì che dà una risposta si chiama lotta o fuga, quindi attiva i tuoi muscoli, attiva il tuo corpo a rimanere in allerta, attiva il tuo cuore a battere più velocemente. Ma quando facciamo il tapping e quindi sentiamo anche il nostro corpo, la nostra mente, quindi permettiamo alla sicurezza del nostro corpo di affiorare, in quel momento stai dando un input al tuo sistema nervoso di rallentare. In questo momento stiamo cercando solamente di dire che il tuo corpo e la tua mente è al sicuro e quindi è l'ora di, andare a dormire. Quindi adesso valuta da 0 a 10 come ti senti in questo momento. Ricordati qual è il punto di partenza prima di questo esercizio. Nota se c'è stato un cambiamento tra prima e dopo.
Condividi questa valutazione iniziale, quella che è successa dopo questo tapping, nei commenti. Se vuoi approfondire più il tapping, ti invito a vedere il mio corso che si chiama Neurobalance. Troverai il link qui sotto. Neurobalance ha il tapping come terapia, non solo, ma molte altre. Quindi se soffri non solo di ansia, ma di dolori persistenti, Neurobalance fa assolutamente per te. Fammi sapere nei commenti se questo video ti è stato di aiuto, se vuoi vederne altri di questo genere. Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video e buonanotte.